E io domandai su a Cristina de Naia dice a Bociatta in questa prazza su chiesto perché ha detto su pensamento che teneva un oso questa maniera di pensare e si è sentito che teneva un oso per questa serata. Non aggiungo altro, lascio tutto il fuoco di Cristina. Buonasera Villa Urbana, buonasera Villa Urbanesi tutti. Riprendendo un famoso passaggio della letteratura romanzata di alcune storie sul libro, edite nel secolo scorso, viene da dire a volte ritornano. Sì, siamo ritornati. Dopo 25 anni siamo nuovamente qui, davanti a voi, in un piacevole e gradito gioco delle parti che più volte in passato è venuto e che in più di un'occasione ha fatto sì che ognuno di noi ne conservi un personale ricordo. Dicevamo 25 anni, è passato un quarto di secolo da quando alcuni giovani e soprattutto alcuni ragazzi villaurbanesi costituirono il classico gruppo folk, chiamato poi successivamente Gruppo Folk Tradizioni Popolari di Villa Urbana. Curioso è il fatto che siamo di nuovo qui, dove tutto è iniziato. Infatti, il nostro primo compleanno lo festeggiamo in questa stessa piazza, in una serata d'autunno del 1986. Tale ricorrenza fu anche la prima delle 5 rassegne folk che nel corso degli anni riuscimmo ad organizzare, in un costante e continuo incremento del livello folcloristico proposto nelle manifestazioni. Tanto tempo è passato e tante cose sono accadute. Oggi in questa occasione, in questa speriamo piacevole e improvvisata, noi ex ballerini vogliamo l'occasione per dire a gran voce che siamo fieri ed orgogliosi di aver rappresentato in passato il nostro paese nelle innumerevoli serate di ballo sardo che si sono succedute in tanti anni di attività. Innumerevoli serate avvenute in quasi tutta la Sardegna, contribuendo nel nostro piccolo ad accrescere la fama e il prestigio del nostro amato paese. Nel corso degli anni, sino ai primissimi anni 90 del Novecento, è capitato anche di varcare i confini regionali, proponendoci in contesti nazionali nelle regioni del Lazio, della Lombardia, dell'Umbria e dell'Abruzzo, nonché in contesti continentali europei negli stati della Svizzera e della Germania. Con impegno, sacrificio e soprattutto con la massima serietà siamo sempre riusciti a distinguerci da altri gruppi regionali grazie anche al favoloso ballo che Villa Urbana, per tradizioni ha, tanto da essere stati definiti dalla critica sarda di tradizioni folcloristiche e popolari dell'epoca un modello da imitare. Oggi siamo qui grazie all'invito del gruppo folk Città del Pane di Villa Urbana, organizzatore di questa serata, che per similitudine rassomiglia nello spirito a quelle da noi in passato organizzate. Oggi siamo qui per rivivere insieme quelle emozioni e quella genuina allegria che ci accompagnava negli anni della nostra gioventù. Oggi siamo qui dopo tanti anni, cresciuti, invecchiati, appesantiti, ma sempre pronti ed entusiasti a ballare il ballo del nostro paese. Doveroso però è ricordare chi è stato uno di noi. Ricordiamo quelle persone che oggi, purtroppo, non sono più tra di noi, ma che in quegli anni ci hanno sostenuto e con le quali abbiamo vissuto momenti felici, ovvero su Giovanni Bisu, signor Gerardo Loria, su Marius Kaun. Ai quali va il nostro più sentito ringraziamento. Oltre a questi rivolgiamo un affettuoso saluto di ringraziamento anche al signor Nino Lai, al quale
al quale simbolicamente rivolgiamo un collettivo abbraccio. In ultimo, ma non per importanza, ricordiamo Zio Riccardo Gatta, il quale tantissimo ci ha dato per quanto riguarda il ballo sardo. Preziose sono state le sue correzioni ed i suoi consigli. Oggi siamo 8 coppie, qualcuno è assente per propria scelta personale, qualcun altro è assente perché è impossibilitato a presenziare. Salutiamo in tal senso Monica Carta, Monica Orru, Lina Mele e Stefania Longu. Oggi siamo 8 coppie, però a noi piace credere che a farci compagnia e a ballare insieme con noi ci siano anche Alfredo Garau, Andrea Pizzu e Simone Trudi. Prematuramente scomparsi negli anni scorsi. A loro va uno speciale abbraccio ed un fraterno saluto. Come prima accennato, tanto tempo è passato e tante cose sono accadute, anche tra di noi, tanto da non essere oggi informazione completa. Al riguardo, noi tutti diciamo che la vita riserva piacevoli o amare situazioni che condizionano poi l'esistenza di ognuno di noi. Talvolta però la superbia, l'alterigia e l'orgoglio, se non ripiazzati con la comprensione, con la saggezza e in ultimo anche con il perdono, prerogative e qualità queste dell'età matura di un essere umano, ci precludono di vivere momenti felici, piacevoli e gioiosi. Lo stare qui oggi e poter ballare un'altra volta insieme in Villa Urbana, per Villa Urbana e per i villaorbanesi è per noi un momento gradito, piacevole e felice. Speriamo lo sia anche per voi. Grazie a Cristina Loria che si è fatta interprete di questo saluto su questo gruppo storico a vostri giai.